eccoci qua per la terza parte di Mani e Fuori. Quindi abbiamo capito che le prossime partite saranno molto interessanti anche per il pubblico, sono sempre state, ma insomma sotto Carnevale qualcosa di nuovo ci sarà. Amici delle Ali, vogliamo parlare anche un po' della vostra prima squadra, perché tutto sommato squadra di giovani. Federico, vedo che Andrea passa subito il testimone al direttore sportivo, da amministratore delegato di Volley Project a direttore sportivo di tutto. No, di Volley Project. Sì, di Volley Di Project. Volley Project. Basta e avanti. Sta andando abbastanza bene tutto sommato, no? Ambizioni diverse, noi... però insomma state facendo la squadra con un manipolo di giovani. Allora, se qualcuno a giugno ci diceva che alla fine dell'andata avremmo avuto una posizione di classifica fuori dalla zona retrocessione e comunque con 7 punti dalla zona retrocessione, penso che firmavamo tutti quanti. Noi abbiamo azzardato nel vero senso della parola un progetto diverso, e non perché non andasse bene il progetto dell'anno prima, che è stato secondo me una stagione esaltante sotto tutti i punti di vista, ma perché il settore giovanile sotto spingeva in maniera forte. Quindi le cose erano due: o allestire veramente una squadra da promozione in A2, con quello che dopo consegue comunque anche avere la certezza di poterla poi portare avanti, non solo di raggiungerla, ma di portarla avanti. Oppure, vedendo un attimo la situazione attuale del contesto anche padovano, perché comunque insomma non è facile per una città sostenere due squadre di massimo livello, si è deciso di provare l'altra strada, quindi quella della valorizzazione di quello che è il settore giovanile, portando su praticamente tutta l'Under 18 e facendo comunque capo a 4 ragazze fuori Under 18, di cui 2 con esperienze di un certo tipo a livello nazionale, quindi la Dall'Ora e la Secco. Le altre, anche pur essendo fuori di Under 18, comunque alla prima se non alla seconda esperienza di categoria nazionale. Allenatore giovane, padovano, quindi è stata fatta una scelta proprio di portare avanti un progetto nel molto simile a quello della Pallavolo Padova per certi no, versi, no? Siamo più o meno sulla stessa traccia. Chiaramente la B1 ha un livello dove c'è una spaccatura fra chi investe un certo tipo di risorse e chi fa come noi, che non siamo gli unici, perché San Donà, Jesolo, Luigio Modena, comunque Bassano, squadre, insomma, che fanno seguono la stessa nostra idea. Altre invece che fanno un altro tipo di percorso, col quale però magari ti giochi, e come hanno fatto loro 3-2 con domenica, noi abbiamo fatto 3-2 con la prima classifica, quindi lo stesso, il rapporto è uguale. Tra l'altro, ecco, a Campesan, Fabio, si cominciano già a intravedere, no, queste ragazze. Quello che ha detto Federico adesso trova la mia apertura totale, assoluta, cioè bisogna avere il coraggio, la voglia innanzitutto, ma il coraggio di investire sui giovani, sulle ragazze in questo caso. Potevano anche i risultati non venire, cioè quello che sono venuti sono risultati eccelsi, veramente molto importanti. Potevano anche non venire, ma bisognava comunque continuare, perché altrimenti senza il coraggio poi non si va da nessuna parte. Il Campesan è campo di grandi giocatrici. Anastasia Guerra è nata lì, adesso gioca in A1, giocatrice padovana tutto doc, e quindi speriamo che anche da questa stagione, da questa quarta edizione, nasca la stella, ci sarà di sicuro. E tra l'altro anche insieme ad Anastasia Guerra, la prima edizione in campo c'era Ofelia Marinov, che sappiamo che è passata da poco al Club Italia. Club Italia, ma soprattutto entrerà, io credo, prestissimo, anzi era già nel giro della nazionale. Ecco, se posso dirti una cosa che secondo me merita anche di essere portata così alla conoscenza, Ilenia Moro, 99, è entrata nella selezione del beach a livello nazionale,
ha fatto lo stage, sì, lo stage qua a dicembre con gli Under 21, lei è una 14enne, quindi stiamo sfornando, se non magari a livello di indoor, però qualcuno ci vede dentro anche su qualche ragazza sul beach. Speriamo di avere ancora con noi Marta Menegatti, ce l'ha promesso e quindi speriamo di averla ancora. Sentiamo cosa ha detto anche Angela Stoppato, la presidente del consorzio Terme Euganee, che organizza assieme al comitato FIPAB di Padova il Memorial Campesan. Prego la regia. Angela Stoppato, presidente del consorzio Terme Euganee, un rapporto sempre più stretto con lo sport giovanile e con la pallavolo. Sì, ormai questo è il 4º anno che ospitiamo appunto il torneo Campesan, è diventata una tradizione, come è ormai una tradizione per noi ospitare tantissimi tornei giovanili di qualsiasi sport. Adesso per esempio cito il torneo di calcio che si terrà proprio qua in primavera, che ha assunto addirittura dimensioni a livello mondiale. Poi naturalmente accanto anche al piacere di vedere questi ragazzi così giovani giocare con passione nella loro squadra, ovviamente il torneo come questo, il torneo Campesan, è importante anche come per l'economia del territorio in un momento di bassa stagione per l'occupazione alberghiera, quindi siamo davvero molto grati agli organizzatori per averci scelto anche quest'anno. Una buona partnership però comunque quella con il consorzio, anche per il bacino di utenza, per accogliere, no, nelle strutture alberghiere. Il bacino termale è nostro partner da molti anni, abbiamo organizzato varie finali nazionali, 14 e 15 maschile e femminile, trofei delle province, trofei delle regioni e chissà mai se ci sarà una sorpresa anche in questa stagione. Se ci sarà una sorpresa, esatto. Anche... Lo stai dicendo? Noi siamo qua per... La dico? Guarda, noi sai che qui rimane tra di noi. Che c'è la finale nazionale perché vogliono andare via. No, rimane tra di noi. Stiamo lavorando per cercare di portare uno stage della nazionale femminile seniores sempre nel bacino termale. Che bello. Speriamo, abbiamo una grandissima voglia di portare pallavolo femminile di elite di grande livello e quindi più della nazionale. Sì, dopo lo Star Game anche la nazionale. Dopo lo Star Game anche la nazionale. Invece adesso è l'angolo un po' del sorriso, perché vediamo un po' cosa hanno risposto alle nostre solite, più o meno solite domande, quindi vediamo un po' che tipo di pasticci hanno combinato il buon Marco Vianello, che sarà ospite la settimana prossima con noi, e Gonzalo Quiroga. Prego la regia per l'intervista doppia. Nome? Gonzalo. Marco. Cognome? Quiroga. Vianello. Età? 21. 20. Segno zodiacale? Piscis. Vergine. Ruolo? Schiacciatore, banda. Titolo di studio? Bachelor degree, non so come si dice in italiano, ma bachelor degree in scienza politica. Diploma. A che età hai iniziato a giocare? 7 anni. Wow. 12 anni. La tua prima società? Obras de San Juan. Claudia Volley. Il tuo primo allenatore? Quello difficile, Juan Echenique e anche Chiqui Viernes. Massimo Zambonin. Il nome della prima fidanzata? Arianna. Patrizia. La materia preferita a scuola? Matematica. Storia. Quella dove facevi più fatica? Sì, quella musica anche. Matematica. La capitale della Germania? Berlino. Berlino. Quella della Svizzera? Zurich. Svizzera, non me la ricordo. 9 per 8. 9 per 8. 72? No, 82. 81. Sport preferito oltre il volley? Calcio. Calcio. Campione di altri sport che ammiri? Federer. Inzaghi. Campione di pallavolo che ammiri? Campione di pallavolo che ammiro? Murillo può essere. Sì. Wow. Savani. Il coach che ti ha fatto lavorare di più? Il mio padre. Baldovino. Quello con cui ti piacerebbe lavorare? Giulio Velasco. Sì. Baldovino. In che anno è stato introdotto l'euro? 2002.
2000. Il compagno di squadra più casinista che hai avuto? Qua in Padova? Vianeo. Quiroga. Allo stadio per un concerto, Vasco Rossi o Ligabue? Vasco Rossi. Vasco Rossi. Al cinema, commedia o avventura? Avventura. Avventura. Per dormire, pigiama o maglietta? Maglietta. Maglietta. In auto, il limite di velocità della tangenziale di Padova? 110. 80. A cena, Belen o Martina Stella? Belen. Belen. E per il dopo cena? Martina Stella. Martina Stella. 6x7? 42. 42. La capitale del Brasile? Rio, San Paolo. Brasilia. La prima canzone sulla tua playlist? Enter Sandman, Metallica. Una dei Black Eyed Peas, non me la ricordo. Cosa farai da grande? Aspettiamo allenare un'altra squadra di pallavolo. Pallavolista, spero. In vacanza, nella tua borsa non può mai mancare? Un bel coltello. Un svizzero, un coltello svizzero, Victorinox. Gli occhiali da sole. In campo, ginocchiere sì o ginocchiere no? Adesso sì, prima no. Ginocchiere sì. Video check, grande invenzione o gli arbitri hanno sempre ragione? Grande invenzione. Una grande invenzione. Saluta tutti nella tua lingua. Saludo para toda Argentina, desde acá de Padova. Ciao a tutti, ci vediamo alla partita. Se vedremo la partita. Ci ha fatto delle belle risate, ma dicevi Santi fuori onda che... No, mi sembrava un po' strano che avesse detto il coltello sì, per le vacanze, però lui mi sa che colleziona i coltelli, poi a casa ogni volta che facciamo le grigliate si porta il suo coltello per fare sì, l'aperitivo, taglia il salame con il suo coltello, non lo so, un po'... È simpatico però Gonzalo, si è integrato Max bene. Sì, l'abbiamo anche conosciuto, proprio ero in trasmissione quando è venuto qua, è stato molto... Poi ci siamo persi per Padova per una storia complicata, però vabbè. Tu l'hai portato alla sera della cena? L'ho portato alla cena, sono che non c'era proprio un parcheggio semplice, per cui abbiamo girato per un'ora per il centro. E lui ti ha detto dove parcheggiare, secondo me? Esatto, alla fine sì. Ho chiesto a lui e abbiamo risolto. Anche Santi che sta annuendo, ma è bravo perché lui è qualche anno che gira un po' per il mondo, no? È stato, quindi a 21 anni significa che è partito da casa, tante volte abbiamo i figli, no? Che rimangono a casa fino a 30 anni, 35, lui è l'esempio, tu sei un altro che invece si può uscire... Sì, ma voi argentini un po' ce l'avete però questa capacità? Allora diciamo che noi in famiglia, cioè famiglia di pallavolista, sia la sua come la mia, quindi da piccoli siamo cresciuti vivendo questo sport e magari con la voglia, col sogno di giocare fuori dall'Argentina, giocare in Italia, giocare da piccoli, vedevamo, cioè lui già il suo zio che ha giocato qua a Modena, il papà che è allenato sempre in Italia, quindi da giovane è comunque andato a studiare negli Stati Uniti, ha fatto 4 anni, quindi è cresciuto da solo, è uno molto maturo per la sua età. Ascolta, una parola in chiusura per la partita di domenica, Atanasiewicz contro tutti, contro 38 punti. Allora, sicuramente sarà importante cercare di fermare Atanasiewicz, però uno come lui i 20-25 punti di partita li fa, quindi sicuramente sarà importante impostare il nostro gioco sugli altri giocatori. Sì. Ce l'hai? Hai fatto tantissimi punti questa settimana. Infatti. Hai fatto un bel salto in avanti. Sì. Bella invenzione del fantavolley, Fabio, mi piace. Tu hai la squadra? No. Non l'hai fatta, perché non l'hai fatta? Tutte queste cose qua a me non piacciono tantissimo. Non piacciono tantissimo. Preferisco il pallone vero, la rete vera. Ma lì è bello che si giocava un po' a... l'agonismo vero. I primi della classifica sono giocatori, comunque questo qualcosa vuol dire. Tu sei indietro, come sei messo? Io sono 3.300 e qualcosa, per cui purtroppo adesso ho fatto un cambio, ho preso sono finiti i bei tempi. Sì, sono finiti i bei tempi, ho preso Starovic che mi forse tuo figlio capisce più di... Sicuramente lui è il 170esimo, quindi qualcosa capisci più, ma è anche giusto che sia così. Bene, fatevi un applauso ragazze, grazie di essere venute.
So che qualcuno deve tornare all'allenamento, deve andare, venire, quindi l'appuntamento, quindi lo ricordiamo in chiusura chiaramente per tutti gli appassionati della pallavolo padovana, è da sabato mattina a domenica pomeriggio. La finale sarà alle 16:30 al Palaberta di Montegrotto per Memoria Campesan, under 16 femminile, 24 squadre, di cui 15 da fuori regione, quindi un vero e proprio campionato nazionale, una kermesse di altissimo livello, a cui veramente c'è il sito, chiaramente sul sito FIPA di Padova c'è poi il link per andare a vedere i risultati. Tutte le partite seguite in diretta. Tutte le partite seguite in diretta, quindi potrete andare a vedere le squadre che preferite. Grazie Santiago Orduna e in bocca al lupo per la partita chiaramente di domenica, l'applauso che parte spontaneo. Grazie a te per l'invito. Grazie Fabio Nardo e buon fine settimana di grande lavoro anche a te. Grazie a Federico e ad Andrea, grazie a Massimo Zilio, sarai impegnato chiaramente. Sì, anche perché appunto ci saranno i risultati in diretta, i aggiornamenti su Facebook, sul sito, le foto, e quindi cercheremo di raccontare anche questa finale nazionale, tra virgolette, ma il nostro impegno è uguale, se non di più, che per una finale nazionale. Benissimo. Grazie anche ad Andrea Zangirolami, grazie e complimenti per quello che state facendo quest'anno. Speriamo di continuare sempre di più. Credo che il pubblico lo stia davvero apprezzando molto. Lo avvertiamo, parlandoci insieme. Questa è sicuramente. Sì, Santi. Io volevo offrirmi un caffè alla ragazza che c'è sempre qua con te, ma oggi non c'era, sono venuto Sei venuto qua? sono venuto a vedere lei, mica non c'è oggi. Viene mercoledì prossimo. Allora. Casomai dile qualcosa tu. Ciao Lucy, se ci stai ascoltando. E niente, l'appuntamento per noi è, come dicevamo, mercoledì prossimo alle 21 qui su TV7 News, ma è un grande fine settimana di pallavolo, Memoria Campesan e la trasferta della Tonazzo Padova a Perugia, sempre in diretta sul sito e sul canale di Lega Volley. È tutto, buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo.